Amici bellini, buongiorno. Com'è pomeriggio lì? Sì, sarà pomeriggio. E dobbiamo andare a parlare della conferenza di Spalletti. Perché siamo in vigilia, quindi cominciamo. Chiamate il dottore, non l'ha chiamato il dottore Spalletti, ma ce l'ha sempre questo rospetto come me. Quello poi guarda i like e non lascia i video. 7 Peppe 7N, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io bevo perché mentre voi lasciate like io bevo. E andiamo subito a rivedere questa conferenza dove mi è sembrato Spalletti partire anche pimpante. Cioè, Sky, benissimo, buongiorno a lei, per Spalletti era tutto pimpante. E poi mi sa che si è ammosciato nel finale, cioè durante le domande si è ammosciato sempre di più, fino poi a prendersela con uno qualsiasi dei giornalisti meno magari conosciuti che gli fa una domanda sul futuro e lui dice allora lei, vabbè andiamo a vederlo con tutta calma, poi siamo pronti anche con un brabam tattico. Io spero, ragazzi, li metto in azzurro, spero che il rosso non, perché poi siamo vicini al giorno di San Valentino, ma li voglio mettere in azzurro e speriamo, perché mi piace se fate voi l'allenamento con la maglia brutta, a chi piace se la vede in allenamento e se la compra lo stesso, ma giocare proprio, perché poi non ha portato proprio bene, ricordiamocelo, e quindi è proprio la partita con la Cremonese e gli chiedono subito pensa alla Champions, cioè partita con la Cremonese, la prima domanda pensa alla Champions, siamo proprio alla frutta, quando poi c'è ancora il Sassuolo per lo mezzo, cioè dai, e Spalletti dice subito no, Cremonese ci ha battuto in Coppa, ci ricorda che la Cremonese ci ha buttato fuori dalla Coppa e quindi abbiamo molto da pensare a questa Cremonese. È un'altra partita trappola, sembra la solita domanda. Spalletti prova un pochino a descrivercela, sanno difendersi e sanno ripartire con palla a terra con i passaggi brevi, sanno fare il lungo, ci parla di Ciofani o Ciofani, i famosi Ciofani, perché è bene ricordare, e questa è la vera trappola, che la Cremonese ha molte defezioni. Io qua roba di fantacalcio, vedi, nei grigiorossi mister Ballardini confida di poter recuperare Benassi, condizionato da una botta alla gamba rimediata contro il Lecce. In preallarme rimane Castagnetti per completare il centrocampo con Mete e Pickle, corsie esterne presidiate da Sernicola e Valeri, perché neanche Quagliata ci sta. In difesa l'ex Chiriches a guidare il reparto completato da Ferrari e Vasquez, in porta Carnesecchi, davanti mancheranno gli infortunati Dessers e Okereke, occasione quindi per Afena Ghian in coppia con Ciofani. L'assenza di Dessers e Okereke ovviamente quando tutti noi tifosi del Napoli abbiamo sentito, perché li conosciamo questi due giocatori e sappiamo che sono dei pericoli per eventuali contropiedi. Nel momento in cui ti mancano questi qua, il Cremonese deve fare di necessità virtù, con Ciofani punta centrale, con Afenaghian che gli gira un po' intorno, non c'è altro da fare. Quindi questa potrebbe essere proprio la trappola, che dici pure sono in defezione, questa è la Cremonese B praticamente, e non hanno vinto una partita, il trappolone, la famosa siringa, e dobbiamo stare attentissimi. Avremo bisogno del pubblico, dice Spalletti, e abbiamo questa cosa delle bandiere che secondo me è molto bella. Il recupero alto, sì. E quanto è importante fare il recupero alto? Sì, la reaggressione, la molla che deve scattare, avrai tu la palla per il 90% del tempo e poi se la perdi la devi riaggredire subito, in modo tale che diminuisce anche la corsa che devi fare, perché se aspetti un po' poi la palla si sposta da un'altra parte, e quindi è logico. La Coppa Italia ci siamo rimasti male, dice Spalletti, ci serviva. Qua io capisco quello che dice Spalletti, perché lo abbiamo detto spesso, chi è abitué di questo canale lo sa, il discorso uscire dalle coppe per concentrarsi sul campionato non è un discorso valido, perché lo abbiamo visto con i numeri, che ogni volta che il Napoli in passato usciva dalle coppe non migliorava il suo rendimento in campionato, anzi a volte si scivolava, e comunque di solito si mantiene sempre una base. Come sta andando la stagione, così sta andando, quindi uscire dalle coppe non è che
ti fa andare meglio in campionato, ma ti aiuta anche a tenere in tensione positiva tutti quelli della rosa, perché si possono giocare una chance di farsi vedere. A questo io ci aggiungo pure, la Coppa Italia è una Coppa Italia, cioè è un trofeo, il Napoli può puntare, a un certo punto ne abbiamo parecchie, possiamo puntare alla stellina, no? Di averne vinte 10, a un certo punto non mi dispiacerebbe affatto, e quindi la Coppa Italia è un trofeo che poi ti porta pure all'eventuale Supercoppa, ma la Supercoppa ci deve venire da quell'altra cosa là, ma va benissimo. Però Spalletti lo dice chiaramente, dice: mi serviva per Gaetano, mi serviva per Zerbin, mi serviva per Zedatka. Spalletti ha deciso di dare un po' di luce anche su Zedatka, che è stato reintegrato nella rosa come sparring partner per fare gli allenamenti. Il Napoli ha scelto così, quindi nelle rose va aggiunto anche Zedatka come giocatore che non gioca mai, ovviamente. Non si cita Demme, si cita Beresischi, e sappiamo anche che Demme ha avuto pure dei problemucci fisici, quindi è rientrato in gruppo oggi non c'era in gruppo Ndombele. È logico che Spalletti dia luce, avrebbe voluto dare luce anche ai giocatori che non giocano mai, ma la Coppa Italia era l'occasione. È una partita dove servirà pazienza, come nelle partite con lo Spezia eccetera, giusto, però meglio prima, cioè è giusto, abbiamo fatto bene quello che dobbiamo fare con la pazienza di non avere la frenesia, però è meglio sbroccarla prima, perché poi ti può venire un po' di ansia, le giocate diventano un po' più macchinose eccetera. Il contratto, se si vince il contratto tu ci pensi, perché Spalletti ci ha sempre detto: io non voglio pensare in avanti, penso anno dopo anno, così è il calcio adesso. Se vince vuole pensare a un contratto lungo. Il mio contratto è un minuscolo dettaglio, se vogliamo crearci problemi ne parliamo, e quindi si riferisce non solo al proprio contratto ma anche ai contratti di altri calciatori. Non vuole che si metta in mezzo questo discorso, ed è chiaro, noi come analisti, come tifosi che ci piace entrare nella scazzetta del prevete, ovviamente lo teniamo presente, e sappiamo che Spalletti probabilmente non ama guardare al futuro e legarsi poi a una situazione che potrebbe anche essere affascinante in questo momento, un ciclo eccetera eccetera, ma si potrebbe, se Spalletti vince a Napoli puoi giocarsi una carta e andare veramente ovunque, e quindi sarà a lui, perché lui poi c'ha l'opzione De Laurentiis, ma costringere un allenatore che non lo vuole fare, che non vuole rimanere per un altro anno, abbiamo visto in passato che non funziona, quindi non ne vuole parlare Spalletti, e lo capisco. Spalletti come giudica Spalletti? Sì, il giudizio poi quando uno si rivede la partita ci pensa, l'ho preparata bene, che poi non c'è solo la partita in se stessa, dove tu dici posso fare la sostituzione, noi giudichiamo sempre le sostituzioni, il Napoli doveva fare così, ma è come la prepari, è lì che un allenatore giudica se stesso, e alle volte lui si giudica, lo poteva preparare così o e lui dice sì, però lo faccio in privato, non sono fatti vostri ovviamente. E poi molto dipende dai calciatori. Spalletti ama sempre dire che tutto poi dipende dai calciatori e da come si comportano. Sono calciatori educati, sono calciatori di buon senso, anche la foto postata della partitina, sono tutti piccoli dettagli che a noi piace guardare, però Spalletti non li sottovaluta e ci pensa a tutto ciò, e quindi 50.000 bandiere, 50.000 bandiere non è male. Penso che l'ho messo in copertina, le 50.000 bandiere. Mo' vediamo che tipo di copertina faccio, perché vediamo Spalletti. Dipende quanto la emoziona. Ecco, dobbiamo sapere, qua fermiamoci completamente. E quindi voi nei commenti scrivete quanto vi emoziona il pubblico. Tanto, ecco, la risposta l'avete indovinata. Tanto, 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 tanto. Il pubblico ci aiuta poi a rendere lo spettacolo più bello, mi aiuta a me a fare delle scelte, poi aiuta i giocatori ad aiutare il pubblico, e tutto questo serpente che si mangia la coda di emozioni, e poi la pubblicità. Nessuno si aspettava questi punti di vantaggio, neanche lui. La domanda poi recuperata nella pubblicità: il Napoli è superiore nel gioco? Si può dire sì, si può far meglio, individualità alla fine. Poi vedi, voi mi avevate sempre una puntina di polemica tra Spalletti e giornalisti, voi mi avevate bacchettato che quel giocatore così, e poi voi avevate ragione perché le individualità poi del Kvara per esempio fanno la differenza. L'allenatore cerca quello che i calciatori fanno più volentieri e lo mette in pratica. Nessuno si aspettava questi punti di vantaggio. Vincere a Napoli si crea quella cosa, lui lo
stoppa subito e dice ci vuole creare problemi. Lei è uno di quelli che ci vuole creare problemi. E allora così, c'è poco da recriminare. Simeone, Raspadori, sono questi il cruccio di una stagione quasi perfetta perché non li puoi far giocare. E Spalletti risponde: Gaetano diventerà uno dei centrocampisti più forti in circolazione. E qualcuno gli dice ma deve giocare. Spalletti fa: deve giocare. Sì, è vero, deve giocare, ma devo far giocare anche chi fa giocare meglio gli altri 10. Tutti per lei, la famosa cosa della città, tutti per lei. Ragazzi, sempre peggio devo dire le conferenze, perché non ci sono spunti, non c'è niente. Io ho fatto 10 minuti di nulla. E non è colpa mia, io riporto la cronaca e la cronaca non ci dice nulla. Quindi vi abbiamo parlato delle defezioni della Cremonese, che sono importanti. Penso di poter ipotizzare che il Napoli scenderà in campo con Meret, con Di Lorenzo, perché ce l'ha detto proprio Spalletti che Beresischi senza la Coppa Italia non gioca, e non c'è dubbio. Qua abbiamo Amir e qua abbiamo Kim. La notizia è che Kim è diffidato, e ricordiamocelo, e quindi io mi auspico, non mi aspetto, perché il Napoli, che sono bravi ragazzi, e il Napoli non lo fa mai questo discorso, e Kim nello specifico non lo farebbe mai, di farsi ammonire apposta. Però me lo auspico, casuale ovviamente, non di proposito, con la Cremonese un'ammonizione o con il Sassuolo, in modo tale che tu con il Sassuolo, cioè se ti ammonisci adesso, salti il Sassuolo e c'hai un riposo obbligato da fare, che poi vai direttamente in Champions e riprendi poi con l'Empoli, perché poi dopo c'è la Lazio e non puoi portarti questa diffida anche con l'Empoli, e ti fai proprio la partita di Champions e poi c'è la Lazio. Quindi qua abbiamo il solito ballottaggio Rui. Io ce lo metto Olivera, sapete perché? Perché magari Olivera qui contro la Cremonese, Mario Rui con il Sassuolo e poi Olivera in Champions, perché Olivera piace in Champions per la sua fisicità, e quindi Spalletti potrebbe pensare così. Anzi, mi prendo proprio la responsabilità, ma chi se ne frega, Mario Rui qua. Quindi Olivera contro la Cremonese, Mario Rui contro il Sassuolo e Olivera contro l'Eintracht Frankfurt. Lobotka qui, e non c'è dubbio perché Gaetano diventerà, ma non lo è ancora. Anghissà qui, perché Anghissà evidentemente, anche se non gioca benissimo, fa giocare meglio gli altri perché si sentono più tranquilli. Qua Zielinski, c'è sempre l'ipotesi di mettere Elmas da qualche parte, ragazzi, e ci può andare qui, ci può andare a posto di Zielinski, ci può andare dappertutto Lozano, Politano. Siamo alle solite, Lozano, Politano, mettiamocelo Politano per una volta. Politano è come sostituto Lozano, perché non sappiamo niente. Qua ce lo mettiamo un Elmas, ma non al posto di Zielinski. Elmas può andare al posto di Politano, anche qui, può andare anche da questa zona. Kvara, e qua indovinate, ci mettiamo Ambrosino in attacco, che comunque è un giocatore di talento. Ragazzi, questo è il Napoli, lo sappiamo bene. La Cremonese l'abbiamo vista, perché la Cremonese ci deve Pichel, sappiamo che mancano del serio Chereghe, e non è male. Il Napoli dovrà avere pazienza, il Napoli deve assolutamente vincere, perché l'Inter ha una partita in teoria facile contro la Sampdoria. Mantenere questo distacco sarebbe da giubilo, perché è un distacco importante. Adesso si fanno questi discorsi, Spalletti non vuole sentire parlare di queste 13 vittorie che ci assicurerebbero così, e mica ce le danno d'ufficio, e c'ha ragione Spalletti, però questa potrebbe essere un'altra di quelle vittorie che ci avvicina al risultato. Bene. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.